Raton è messa a ferro e fuoco. Il sangue dilaga, i morti non si contano. I paracadutisti americani hanno dato il via ad una gigantesca operazione. Questa. Dunque, vediamo un po', uguale. 2. E infatti, eccoli tutte e due lì. Sì, ma 2 cosa? 2 fakiri? Proprio così. 2 prigionieri affamati anche 2 arci super ultra generalissimi, certo. 2 manichini, sì signori. 2 incalliti Don Giovanni, sì signori. Insomma, decidiamoci una buona volta e mettiamo in azione i 2 parà. Mamma mia! Ah, fatemi scendere! Ciccio! Fatemi scendere la prima fermata! Io non lo capisco. Che ha detto? Dice che sarete fucilati. Ah, saremo fucilati. Dico, guai a chi ci stuzzica! Presto recuperate l'ambasciatore americano prima che se lo mangi il coccodrillo. Dove? Qua! Aspetta. No, non ci vedo! Ecco. Il fantasma! Il fantasma! Fuoco! 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 Fuoco sui 2 traditori! Scappa, Ciccio! Ma i 2 paraventi hanno mangiato la foglia. Anzi, diciamo pure tutto il bosco, con contorno di cocci di bottiglie e fil di ferro in brodetto. Fucilatele tutti! Presto, prendiamoli! Addosso! Ce l'hai il guardaroba a casa? E dentro che c'è? Ah, il fidanzato di mia sorella, quella sposata. Altro conticino facile. Un ciccio 1 capataz più un franco 1 capataz più 18 guerrigliere curviline 18 più questo aggeggio diabolico fanno un vero finimondo. Crollano soffitti, crollano campane, crollano persone e crollano pure le speranze per i 2 parà di salvare la pelle. Ma questa che cos'è? È la cassa personale del dittatore, generale. Per il parà pare, però i 2 parà, tra una coppa di benzina ed una di champagne, vi attendono tra breve qui tutti quanti.